Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. La partita che vi mostro quest'oggi è una partita storica. Si tratta di una delle tante partite giocate tra due colossi dello scacchismo internazionale, ossia Garry Kasparov, che con il nero affronta negli anni 2000 il suo sfidante per il titolo mondiale, ossia un giovane Vladimir Kramnik con i pezzi bianchi. E questa sfida, diciamo, andrà avanti nel tempo. Infatti c'era un momento in cui il panorama scacchistico internazionale era formato da 3K, quindi dai 3 re che erano considerati Karpov, Kasparov e Kramnik. I due giocatori russi si affrontano nel match mondiale di Londra, e con il bianco abbiamo, ricordo, Kramnik che all'epoca aveva 2770 punti contro Kasparov che con il nero aveva 2850 punti. La partita è iniziata così: D4 per il bianco, cavallo F6, C4 e 6, e dunque siamo nel pieno della Nimzo indiana. La particolarità di questi match, di questi incontri tra diciamo eliminazione diretta, o comunque questi incontri uno contro uno, è che entrambi i giocatori hanno avuto tantissimo tempo per preparare le proprie partite. I giocatori che a livello mondiale vogliono cercare di affermarsi, dietro di loro hanno anche un team, una squadra di giocatori professionisti, il cui compito è quello di preparare al meglio le varie aperture e le varie sfaccettature del gioco. Cavallo C3 sulla scacchiera, alfiere B4, un'Imzo indiana, partita e posizione che i due hanno già affrontato negli anni, e la variante scelta da bianco è stata questa con E3. E3 ha un'idea: il più delle volte il bianco vuole posizionare il cavallo in E2 difendendo il cavallo C3, e a quel punto siamo pronti di giocare A3 scacciando via l'alfiere, perché non temiamo più la cattura. Solitamente il ruolo dell'alfiere di case nere del nero, quindi di questo alfiere in B4, è quello di catturare, immolarsi per la cattura del cavallo in C3, con l'obiettivo unico di rovinare e alterare la struttura pedonale del bianco. Dunque in questo momento una mossa come A3, tornando alla mossa indietro, una mossa come A3 tra virgolette accettabile, però dal punto di vista strategico stiamo senz'altro aiutando la strategia e il gioco del nero, perché il nero appunto vuole cambiare. Un pedone in A3 chiaramente non aiuta affatto. Tornando alla partita, dopo E3 a rocco corto, alfiere D3, D5. Adesso si è passati da una Nimzo indiana lineare tranquilla a un'altra variante, quindi Nimzo indiana variante dell'attacco dell'alfiere, qualcosa del genere. Cavallo F3, C5, e adesso si gioca per la creazione di un pedone isolato. Come vedete ci sono 4 pedoni, 2 bianchi, 2 neri, che si fronteggiano, e ovviamente chi prima cambia chi potrebbe prendere un'iniziativa, ma a cambio di cosa? Perché la partita prosegue con un rocco corto per il bianco, che è chiaramente una mossa molto lineare, una mossa che io consiglio sempre di fare. Finché il re non è al sicuro, non prendiate iniziativa verso il centro della scacchiera. Dicevo prima, ci sono 4 pedoni che si fronteggiano. Chi prima cambia può ottenere un piccolo vantaggio, ma a cambio di cosa? Il nero è il primo a cambiare, quindi riprende in D4, il bianco fa lo stesso, presa in C4, l'alfiere riprende, e il nero è vero che ha cambiato ottenendo una struttura pedonale migliore. Ricordiamo che questo pedone D4 è un pedone isolato, ma il bianco sostiene, perché questa è una posizione senz'altro preparata, che al pedone isolato corrisponde un buon dinamismo, una buona attività con i propri pezzi leggeri. In particolar modo quest'alfiere, come vedete, già si trova in una diagonale molto attiva, perché punta il re avversario, quindi è uno dei nostri principali obiettivi. Il pedone D4, il pedone isolato, è anche famoso, meglio conosciuto come sostenitore di un pezzo che vada in avanti, quindi senza sapere molto di questa posizione, di questa strategia, che chiaramente io ho studiato in tante altre occasioni, al pedone isolato corrisponde sempre un pezzo leggero che va in avanti, quindi un cavallo in E5 si troverà senz'altro bene. Qual è la strategia del nero? Perché se il nero riconosca questa posizione come una posizione brutta, ovviamente non entrerà. Il nero vuole cercare di semplificare i più pezzi possibili, perché poi in qualsiasi finale questo pedone potrebbe fare la differenza, potrebbe essere una debolezza
Perché è una debolezza? Perché, come vedete, per motivi pratici non potrà più essere difeso da pedoni. La partita continua. B6, il tentativo di blocco da parte di Garry Kasparov, che ci riesce perché effettivamente adesso tanti pezzi convergono sulla casa D5, quindi quel pedone si vuole bloccare e l'ideale è bloccarlo portando fisicamente un pezzo leggero davanti a lui. Alfiere G5 per Kramnik, che chiaramente vuole vincolare questo cavallo al suo ruolo difensivo. Alfiere B7 e torre 1. La torre spesso si porta nella colonna a fianco del pedone isolato perché vuole effettuare una manovra, e qualcuno di voi già avrà pensato, se qualcuno ha già visto dai miei video già sa quale manovra voglio annunciare, la famosissima e riconoscibile manovra appunto dell'ascensore. La torre manovra in questo caso sulla terza traversa, perché da lì si vuole dirigere sulla colonna del re avversario. Cavallo D7, torre C1, e a questo punto dopo torre C8 la minaccia chiaramente è ovvia e immediata, bisogna attaccare questo alfiere che viene difeso dalla donna. Mossa attiva è anche interessante perché la donna si coordina con l'alfiere puntando il re avversario. E altro motivo tattico da non sottovalutare, abbiamo sempre uno sguardo su questo alfiere in B4 che per adesso non è difeso. L'alfiere torna indietro e adesso scelta importantissima da parte del bianco. Il bianco in questa posizione chiaramente deve senz'altro temere le semplificazioni, e occhio che nell'aria da parte del nero c'è questo cambio in F3. Il cambio in F3 sarebbe diciamo fantastico per il nero perché altera e rovina la struttura pedonale dell'arrocco bianco, e al di là del fatto di guadagnare del materiale otterrà una struttura pedonale senz'altro superiore. Alfiere per F6 per il bianco. Alfiere per F6, scelta particolarmente curiosa, perché questo alfiere è chiaro che aveva un ruolo, il ruolo di puntare lungo la diagonale, e ovviamente non inchiodava più nessuno. Però è una scelta molto importante e interessante, e vi dico che si collega a questa batteria creata, quindi a questa coordinazione donna-alfiere sulla stessa diagonale, sulla stessa traiettoria, in questo caso contro il re del nero. Cavallo per F6, alfiere per 6, notevole, è interessante, come vedete si gioca sempre, il bianco deve sempre giocare per un dinamismo, un gioco attivo, un gioco concreto, ed effettivamente ci riesce con questo sacrificio di pezzo. Pedone cattura, donna riprende, e a questo punto c'è un problema perché c'è uno scacco che potrebbe essere difeso dalla torre, però il problema successivo è che il cavallo vada in G5 e adesso c'è un doppio attacco su F7. Qualcuno potrebbe dire ok, non vedo il problema perché gioca alfiere D5, alfiere D5 in modo miracoloso difende la torre. Purtroppo per lui non è possibile, perché dopo cavallo per D5 la posizione crolla, e allora qualcun altro dirà ok, giocherò donna E8, difendo tutto e di fatto la mia coppia degli alfieri per una torre, quei due pezzi leggeri che solitamente garantiscono un vantaggio a chi li possiede. Il problema è che seguirebbe cavallo per F7, quindi attacco la torre, lui mi riprende e piuttosto che cambiare le donne semplicemente catturo l'alfiere. E a conti fatti, dopo questa variante, dopo queste semplificazioni, il bianco ne esce contento, allegro, perché ha una qualità di vantaggio con iniziativa. Chi è che dà l'iniziativa? La forza e l'attività di questa torre sulla settima traversa. In partita, dopo donna per E6, il nero ha deciso di giocare RH8, mossa forzata, e dopo donna per E7 entrare in un finale, quindi cercare di entrare in questa posizione dove l'alfiere rovina, si infrange contro il lato di re del bianco, distrugge totalmente la sua struttura pedonale, e a questo punto sembrerebbe che qui chi stia meglio è il nero. Ed effettivamente, se osserviamo questa posizione, sembrerebbe così, se non fosse che, attenzione, che il bianco ha comunque un pedone di vantaggio. Un pedone di vantaggio è anche un percorso interessante per il proprio cavallo. Adesso vedremo di cosa si tratta. Un altro ruolo importante lo svolge la donna, perché la donna in questo momento sta mettendo un po' alle corde le due torri. Le torri è vero che sono coordinate, è vero che si difendono tra loro, però nel limite che non si possono spostare. In partita è stata giocata a cavallo B5 e chiaramente torre C1 non è possibile. Su una mossa come torre C1 seguirebbe donna per F8, scacco intermedio, catturato la torre, catturerò
successivamente dopo la difesa anche l'altra torre e sono più che contento, oppure semplicemente cavallo per donna. La partita dunque continua con questa cavallo b5 che, seppur silenziosa sembra lenta, è una mossa parecchio noiosa. Si guadagna un tempo sulla donna che si dovrà spostarsi. Kasparov ha deciso di giocare per la parità materiale. Dopo donna per b2 effettivamente arriva torre per torre, cavallo d6, attacco la torre, ma l'altra fastidiosa minaccia è cavallo f7 scacco. In partita è stata giocata a torre b8. Garry Kasparov, probabilmente convinto che in questa posizione possa ancora dir la sua, magari si preparava all'avanzata di questi pedoni per cercare di creare il famosissimo e temibile pedone libero. Tuttavia arriva cavallo scacco re g8 e donna e6, mossa molto noiosa che, occhio, che sta minacciando il matto dell'affogato. In caso di b5 scacco matto, dicevo prima matto affogato perché una delle tante minacce è semplicemente questa: il cavallo si sposta in h6, attacco il re avversario, scacco doppio, se re f8 seguirebbe donna f7 scacco matto, altrimenti il famoso scacco matto affogato si verifica con il re che si sposta lì all'angoletto e il sacrificio di donna incredibile, fantastico, che crea la posizione di matto affogato. Questa è una posizione senz'altro comoda per il bianco, con una chiusura eccezionale e una coordinazione da conoscere. Dopo donna e6 c'è un problema, perché appunto questa scoperta è così forte che dovrei fare qualcos'altro. A grandi linee il miglior modo per difendersi è sempre spostare i re, quindi quando il mio avversario minaccia degli scacchi di scoperta sposto il re e cerco di salvare tutto quanto. Il problema è che dopo cavallo h8 il matto in f7 si ripropone e non c'è difesa, perché in caso di torre b7 seguirà donna c8 e donna c8 comunque matto. Il cavallo dovrà difendere e dopo la cattura purtroppo è andata. Dopo donna e6 Kasparov, consapevole di aver già perso, gioca torre f8 e dopo cavallo d8 e re h8 donna e7. A questo punto la posizione è molto triste, è impossibile difendere la minaccia concreta donna per f8 e chiaramente questa torre, quando si difenderà andando in d8, è tardi, perché anche qui il matto affogato di cavallo arriva. Dunque questa senz'altro è la partita più importante di quel match mondiale che si è disputato a Londra negli anni 2000, dove Garry Kasparov perde la corona e in quel caso Kramnik vince il titolo mondiale. La partita dunque è andata così: ne abbiamo detto Nimzo indiano, alfiere b4, e3, rocco corto, alfiere d3, d5, cavallo f3. Posizione interessante, curiosa, in cui abbiamo 4 pedoni che si fronteggiano. Dicevo prima che il primo che cerca di prendere dall'iniziativa guadagnerà qualcosa, così come abbiamo visto dal punto di vista posizionale il pedone isolato, però cede qualcosa e in questo caso cede un po' di iniziativa e spazio. Alfiere g5, mossa interessante, chiaramente si gioca per l'inchiodatura e per cercare di togliere un difensore importante, direi l'unico difensore della rocco corto, e dopo alfiere b7 la partita continua in questo modo. Torre c8 sulla scacchiera, donna b3, mossa che probabilmente prende un po' di iniziativa nei confronti dell'avversario, e dopo i sacrifici alfiere per e6 è chiaramente risolutiva, o meglio alfiere per e6 prende quel leggerissimo vantaggio che poi il bianco riesce a trasformare. Alfiere per f3, pedone per f3, donna per d4 sembra fortissima, e dopo cavallo b5 analisi a posteriori dicono, comunque sostengono, che l'unica mossa che regge e l'unica mossa che non perde è donna d3. Donna d3 con l'idea di prendere f3 e con l'idea magari di dare qualche scacco difensivo per rientrare con la donna. Non è andata così, donna per b2, mossa di Garry Kasparov, cambio delle torri, cavallo d6, e adesso questo ingresso in f7 è così fastidioso che chiaramente porta a un seguito vincente. Dopo donna e6 c'è poco da fare, l'unico tentativo, ultimo tentativo per il nero è torre f8, ma cavallo d8 confuta un po' tutto, perché arriva donna e7 con matto alla successiva. Questa è una partita importante, una partita storica, ce ne saranno sicuramente delle altre nei prossimi video. L'invito è sempre lo stesso: seguite i social di Matto Scacco, se avete dei consigli scriveteli nei commenti, e appuntamento alla prossima.